Salve amici telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di Malattie Terrone. Oggi vi parleremo di una patologia che attanaglia e che colpisce la maggior parte dei meridionali, ovvero uvizio rupalaimetano. Che te la puoi mangiare tu, eh? Ma non so. Ma non c'è la tecca, no, un po' io. Io sono a dieta. Io comincio romane, però non capo. No, non fate rilassare. No, mangiatela. Io faccio complimenti. No, io so, mangiatela, vai. Avete notato che davanti all'ultimo residuo di cibo i due soggetti in questione hanno manifestato i veri sintomi di questa patologia, ovvero imbarazzo, sudorazione e a tratti cenni di buona educazione. Molto spesso questo residuo di cibo viene lasciato morire in frigo. Ci sono delle cure, delle soluzioni a questa patologia, ma di questo ne parliamo con il nostro esperto, Mimmo Scienziato. Salve professore, è sempre un piacere darle una mano nelle sue patologie, ma questa sindrome è diversa dalle altre perché ha molte soluzioni. Una possibile cura è introdurre un'arancina nel vassoio che avevamo precedentemente tolto per raggiungere questo risultato. Io l'ultima ma la mangio. E io pure. Un'altra possibile soluzione è pronunciare le seguenti parole. Il buffet offerto dall'assessore. E che fa? Dice che non voleva. Ah, questo caiac. Ah, cialasso. Avete visto, cari amici telespettatori, c'è sempre una cura ad ogni patologia. Ringraziamo Mimmo Scienziato per i suoi suggerimenti. Ci vediamo a una prossima puntata di Malattie Terroni. E ricordate, è più facile che il lupo perde il pelo, ma non rupalaimetano, uvizio.